Creare una TV dell'oratorio. Questa è la sfida intrapresa da Federico, Francesca, Alessio e altri giovani di Vittorio Veneto che hanno creato la Tenda TV. La Tenda TV nasce nell'ambito della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Vittorio Veneto nel dicembre del 2007. È quindi una realtà molto giovane, una realtà televisiva insolita e innovativa perché è stata ideata e viene portata avanti interamente da ragazzi. Il progetto è scaturito dalla volontà di creare un nuovo strumento di comunicazione per la parrocchia che permettesse di raggiungere l'intera comunità, cioè anche tutte quelle persone, gli anziani e gli ammalati che non possono recarsi in chiesa e non possono prendere parte alle iniziative proposte dalla parrocchia. Da qui quindi le sperimentazioni nel 2007 per creare un canale televisivo analogico che potesse coprire la superficie della parrocchia. E poi un costante lavoro di crescita instaurando un rapporto di amicizia e fiducia con i telespettatori, fino alle difficoltà un anno fa con l'avvento del digitale terrestre, che ha comportato lo spegnimento dell'emittente per qualche mese. Dall'aprile scorso il lavoro della micro TV è ripreso in digitale. Anzitutto dico che sono contento di questa ripresa della trasmissione dei programmi di Tenda TV perché avevo sentito da più parti il dispiacere che non ci fosse più, di non poter più avvalersi di questo servizio. Quindi sono ben contento che questa trasmissione riprenda perché attraverso anche questi programmi che vengono trasmessi in loco qui è un modo per tessere una comunicazione fra la parrocchia San Pietro e Paolo e tanti anziani, ma anche tante persone che hanno questo mezzo e a volte solo questo mezzo per essere tenuti in contatto con la comunità. Il momento cardine della programmazione dell'emittente vittoriese è la Santa Messa della Domenica, che viene trasmessa in diretta dalla Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Qui ci troviamo nel punto di emissione della Tenda TV. Da qui, grazie alle strumentazioni alle mie spalle, vengono mandati in onda i programmi e le trasmissioni. E sempre da questo luogo, che si trova a pochi passi dalla chiesa dei Santi Pietro e Paolo, Don Fabrizio Mariani, il parroco, ha la possibilità di attivare la diretta che fa partire le telecamere presenti in chiesa e quindi c'è la possibilità in ogni momento di vedere la Santa Messa in diretta. Le rubriche e i programmi che vengono realizzati dalla Tenda TV sono molteplici. Innanzitutto abbiamo Santi Pietro e Paolo Informa, che è la rubrica più longeva della nostra emittente, che è un po' il bollettino della parrocchia con le notizie della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo. Naturalmente nel corso del tempo abbiamo deciso, anche perché ci veniva chiesto dai telespettatori, di spaziare e quindi di andare a raccontare anche altri avvenimenti del territorio, altre notizie che riguardassero non solo la parrocchia ma anche la città e in alcuni casi anche che riguardassero la diocesi di Vittorio Veneto. Poi abbiamo un'altra rubrica, Mondo Cattolico, che anche in questo caso va a raccontarci invece le notizie della Chiesa nel mondo e ci fa sentire anche degli estratti delle parole del Santo Padre. Un'ulteriore trasmissione poi è Storia, che sta avendo un elevato successo perché attraverso dei documentari provenienti dall'archivio di un regista di Vittorio Veneto abbiamo la possibilità di ripercorrere quelle che sono le nostre origini e le origini anche del nostro territorio. Natureza, deusa do viver, a bellezza pura do nascer, uma flor brilhando a luz do sol. Non mancano poi le rubriche di intrattenimento, gli eventi, i concerti e le manifestazioni che hanno luogo sul territorio vittoriese. Quanto céu, imagina barco de papel indo embora pra não mais voltar, tendo como guia manjar.
Uno degli obiettivi che la nostra emittente vuole raggiungere è quello della vicinanza con il pubblico fino a partire dai più giovani. Infatti, durante il corso dell'estate, l'Atena TV organizza laboratori televisivi e di comunicazione per GRES, campi scuola e centri estivi, per avvicinare appunto anche i più giovani a questo mondo. Quanto tempo leva pra aprender? La nostra emittente è dotata di limitati mezzi tecnici, ciò nonostante la redazione cerca di sfruttare al meglio le nuove tecnologie realizzando dei servizi di buona qualità. Tutti i programmi della Tenda TV sono visibili all'interno del sito internet www.latendatv.it e in questo spazio sono pubblicati tutti i video che abbiamo realizzato durante il corso degli anni. È uno strumento che si presenta come uno strumento valido, uno strumento che fa un'opera di informazione e quindi di comunicazione, ma anche di formazione. Quindi potrebbe veramente essere un legame fra vari gruppi, non solo giovanili, ma anche di adulti che sussistono nelle varie parrocchie della Forania e che attraverso questo strumento possono accogliere, comunicare, ricevere e anche dare qualcosa di importante. Per il futuro mi auguro che la Tenda TV possa crescere, mantenendo però inalterata quella che è stata l'idea di fondo di questo progetto, che si basa anche sulla semplicità e, come detto, sulla vicinanza del telespettatore. Quindi mi auguro che sì, possano esserci dei margini di crescita per questo progetto, che è un progetto anche molto stimolante, ma che possano rimanere inalterate queste due pietre fondamentali.